le nostre istituzioni, i nostri comuni, la nostra regione, la Corsica, la Toscana, che vanno a valorizzare questo cammino e stiamo sempre dietro percorso lo portano avanti. Penso qui a Raffa che si sta impegnando tantissimo, Ottavio Picchietti per quanto riguarda la Toscana. Perciò un percorso che ha a che fare con la cultura, con la religiosità, sento che dobbiamo assolutamente sviluppare, perché Santa Giulia è un'opportunità per riscoprire la bellezza del cammino, la bellezza quindi di vedere e di esplorare il paesaggio che ci circonda con i piedi. È un percorso di ritualità, quindi che rimane sempre che tu hai detto prima, ma anche un percorso che ci fa scoprire appunto dei territori, dei passaggi che altrimenti andrebbero dimenticati e che appunto di cui si perderebbe assolutamente la memoria. Quindi richiamo anche al turismo diretto, quindi un altro aspetto principale è quello del turismo. Perciò per popolare, proprio per far vivere la bellezza dei nostri territori. Io sono stato in Corsica soltanto un mese fa con la Vespa, mi sono fatto 200 km in Vespa, passando da est, da Bastia fino a Bonifacio, mi sarebbe in su, il mare è bellissimo, è spettacolare, però sono convinto che la vera Corsica, la Corsica viva, che si può toccare con mano nella sua essenza vera e propria, è quella interna. Cioè un territorio bellissimo, un territorio interno che ha delle ricchezze veramente inestimabili. E quindi noi come istituzioni ci impegniamo a valorizzare questo percorso in ottica europea, perché è un cammino che è da valorizzare, e per quello che Santa Giulia ci trasmette, quindi la fortezza, la temperanza, valori che praticamente vanno a far riscoprire anche la bellezza della coesione, l'amicizia anche tra popoli così vicini, ma che forse col tempo in maniera strana, come dire, per tante ragioni non si conoscono abbastanza. Quindi credo che il campo di Santa Giulia sia l'occasione per costruire un rapporto di amicizia fecondo negli anni che possa trasmettere appunto questi valori dell'amicizia, della pace e della libertà che vogliamo appunto sviluppare, che vogliamo trasmettere ai popoli vicini e alla nostra terra, affinché tutti possano conoscere, tutti possano godere di questa bellezza e di questo patrimonio inestimabile. Quindi imparare insieme e di poter costruire insieme questo bellissimo percorso. Grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di questa grandissima soddisfazione. Per noi che siamo partiti dal basso, specie con Marco Porti, ci siamo proprio incontrati nel 2012, che io venivo da solo, non pensavo che si fosse un gruppo, siamo andati trovati in chiesa, perché volevo conoscere la chiesa di Zambra, e pensavo di trovare un gruppo, invece ero da solo. E piano piano, da solo, un passo dopo l'altro, siamo cresciuti, siamo andati avanti. Nel 2017 siamo diventati un'associazione, adesso sembra quasi che siamo qui in Corsica e stiamo avviando questo giornalaggio che per noi fino a poco tempo fa era impensabile, era una cosa che non sarebbe mai. Invece piano piano la provvidenza ci ha messo in comunicazione, perché quando la confraternita è venuta a trovarci a Livorno, io faccio parte della confraternita di Santa Giulia di Livorno, sono di Livorno, sono un fotografo, un geometra, un camminatore che nel 2011 voleva fare un cammino di fede e invece andare nei soliti Santiago, per tutto rispetto, che sono grandissimi percorsi, ho detto perché non scoprire le mie origini, la mia terra, e da lì sono partito proprio da Santa Giulia, che è patrona della città di Livorno, ma per più è patrona della Corsica. E oggi ho il piacere di presentarvi l'associazione, che mi rappresento come vicepresidente, poi più il progetto che è nato proprio da quell'intento che nel 2011 poi
si è proiettato nel tempo e passo dopo passo è diventato un vero e proprio progetto a tutti gli effetti. Grazie. Allora, nel 2017 ci siamo costituiti a Buti, che è il comune che da subito ci ha dato proprio praticamente è stato il padre fondatore, il comune padre fondatore, anche perché il padre del sindaco, calcolati, è stato proprio colui che ha creduto fin dall'inizio al progetto. È un progetto che poi si è formato in un'associazione che è stata subito riconosciuta dall'Arciconfraternita di Santa Giulia di Livorno, una congregazione di laici fondata nel 1300, come il cammino spirituale, ma non solo. Poi vedremo che il cammino non è stato basato soltanto sulla spiritualità, molto riflessione, ma ha diversi sviluppi. Nel tempo, insieme a noi, si sono affiliati grosse organizzazioni anche di carattere europeo, come l'Associazione Longobardia, che fa parte del progetto Longobardia Ways Across Europe, l'Italia Longobardorum e l'Istituto Storico Lucchese, tutte associazioni grosse ma di carattere storico, che fa vedere anche che oltre a carattere religioso abbiamo anche un fondamento storico, perché il cammino di Santa Giulia praticamente, e questo è un altro passaggio, si fonda sul fatto storico che ora, questo è un momento storico per noi, dall'associazione. Il 27 maggio scorso, del 2019, abbiamo fatto, che poi casuale, siamo fondati il 27 maggio 2017, il 27 maggio 2019, per la provvidenza mette proprio i puntini su lì. Abbiamo fatto il gemellaggio con la Corsica, con la Confederale della Corsica, e spero che questo sia il primo seme di un grande procedimento che poi porterà uno sviluppo del progetto anche in questa meravigliosa terra. Ok? Qui ho voluto mettere questa clip che lo dissi subito a Raffaele. Guarda, quando ho fatto questa foto ho visto proprio l'armonia, perché se vediamo i colori del cammino, che poi spiegherò qual è il simbolo del cammino, perché abbiamo fatto, come ho avuto l'onore oggi di mettere la prima targa di terra di Corsa. Il rosso e il bianco che mi ricordano il marchio, insieme al blu che dietro è una comunità di un paese che è Monchio, sull'Appennino modenese, dove c'è proprio un monte che si chiama Monte Santa Giulia, quindi un toponimo molto antico, pensiamo a un monte, dove c'è una pieve, dove ci sono le reliquie, dove c'è una comunità che festeggia addirittura Santa Giulia nel periodo agosto, da una tradizione che viene dalla metà del 700, del 1700, e anche loro hanno aderito subito al progetto, ci credono, tanto che il 27 maggio hanno preso, sono venuti, ci hanno raggiunto qui, siamo a Caprona, nella chiesa, davanti alla chiesa di Santa Giulia, e Don Alberto ha celebrato la messa assieme alla Confraternita e questa comunità, e qui insieme anche alle reliquie di Santa Giulia, che per l'occasione anche questa comunità portarono le reliquie durante la messa. Ecco, questa è la nostra ufficio. Ci siamo un po' più ospizzati perché il 7 settembre scorso abbiamo presentato questa idea a Buti, ho voluto fare un'anticipazione, qui non voglio mettere, però io sono un cartografo, quindi metto subito ho fantasticato su questo collegamento, no? Che potrebbe essere. Infatti le prospettive che l'associazione sta assumendo nel tempo, nel fatto che stiamo creando delle sezioni, cioè nel senso si sta dilatando sul territorio, e ci accorgiamo che noi come sezione principale non possiamo arrivare a essere quotidianamente sul territorio e spingere a
associazioni locali, quello che potrebbe diventare poi un arricchimento per tutti i paesi, perché questo che stiamo promuovendo come sostenibile e lento e rispettoso delle località. E questo infatti ci pone noi l'esigenza di fare delle sezioni che andranno a integrare proprio questo lavoro minuto nel territorio, proprio per integrarsi maggiormente con le culture e le realtà. Ma ancora di più quello che ci preme è l'unione che caratterizza tutto il nostro progetto. Ok, non a caso questo è recente, abbiamo posto una targa anche sul monte Santa Giulia, sulla chiesa Santa Giulia, quindi oggi abbiamo posto una targa anche al paese, in questo caso. Siamo uniti in una rete praticamente ci porta avanti. Andiamo avanti con questo progetto. Qui siamo sull'alto, per intendersi, è sopra Ferrari, dove c'è Maranello. Vabbè, allora stiamo individuando qui, in questa zona qui, Monchio. In realtà c'è una bellissima tradizione perché c'è la statua di Santa Giulia che a livello miracoloso ha resistito all'attacco dei nazi fascisti durante la guerra, fu poi guardata la chiesa totalmente distrutta, e questa che era una semplice statuetta poco alta di 1 metro in gesso ha resistito al crollo di pietre, praticamente è rimasta unica intatta intorno alla devastazione, e per il popolo e la comunità di Monchio è una statua quasi miracolosa. Infatti l'abbiamo portata in processione, grazie proprio nel 2018 l'abbiamo riportata alla chiesa, dopo che nel 2012 la chiesa ha avuto dei problemi strutturali a causa del terremoto. Qui abbiamo posto la targa, è stato anche questo monito, e abbiamo fondato la sezione, quindi la sezione modenese si sta cominciando a spiegare come sta succedendo altrettanto a Brescia. Anche a Brescia stiamo facendo la sezione. Ecco, questo è la base del progetto. Il progetto cos'è? Un progetto che si basa su un tracciato evocativo, e questo è importante perché è inutile dire un tracciato storico, perché questo non lo è, ma è un tracciato evocativo che si basa su un fatto storico ben preciso e documentato, che è l'avvenuta trasformazione delle reliquie dall'isola di Gorgona fino a Brescia, voluta dal re Longobardo di Aereo, ma più che altro, come citano le fonti geografiche, da sua moglie Anza. Furono traslate nel 762 dall'isola di Gorgona e portate a Brescia. Allora, lungo il territorio non c'è una documentazione, una testimonianza storica tale da dire che sono passati di qui rispetto all'altra parte. Ma noi cosa abbiamo fatto come associazione, con le altre associazioni storiche e studiosi, abbiamo fatto un tracciato evocativo attraverso il collegamento delle 10 chiese storiche di Santa Giulia. Sono pievi e chiese, alcune di datazione storica, e alcune, come vedremo adesso, anche forse antecedente ad esti geografici di Santa Giulia, perché nella chiesa di Santa Giulia a Lucca fu trovato alla fine del 1800 un sepolcro longobardo risalente al VII secolo. Dentro questo sepolcro l'inumato era praticamente un grande re longobardo di Lucca, o almeno si presume così tale, perché talmente era ricco il corredo che è stato classificato a livello europeo fra i corredi più importanti. Noi proprio su questo abbiamo preso il marchio, o marchio troppo commerciale, diciamo lo stemma. Lo stemma perché ricorda una simbologia che per noi collega sia il fattore storico ma anche quello religioso. Perché? Perché è stato trovato uno scudo da parata molto singolare, dove era raffigurato praticamente una lamina in bronzo, poco alta di 7 cm, raffigurante un guerriero che con tanto di spada e scudo, ma che teneva una vertica, una lancia sormontata da una croce astile. Qui la vediamo rotta perché così
venuta da noi, è sormontata da una colomba. Così Santa Giulia è raffigurata